una serie di incontri, di appuntamenti in vista dell'8 marzo con qualificate personalità qui all'Istituto Leonardo. Sì, confermiamo una consuetudine che ormai si esprime da qualche anno nel celebrare il nostro 8 marzo per una settimana intera, dedicando alle donne delle giornate tutte legate da un fil rouge. Quest'anno abbiamo voluto chiamare la nostra rassegna Oltre per intendere che le donne devono andare oltre i ruoli che la società ha imposto loro, quasi a confinarle dentro dei recinti ideali dai quali ovviamente è giusto che si assuma la consapevolezza di dover uscire una volta per tutte. E allora il fil rouge che abbiamo scelto è quello della guerra, intesa sia in senso fisico che in senso figurato, perché cominciamo appunto con Esther Rizzo che ci parla delle donne della prima guerra mondiale, di come queste donne hanno affrontato il percorso della guerra, di come si sono rese protagoniste nel buio e nel silenzio in cui spesso, soprattutto in quell'epoca, venivano relegate le donne. Proseguiamo poi con la presentazione di un libro della professoressa Patti sugli istituti femminili ad Agrigento, quindi la guerra di queste donne, una guerra ideale quella, di queste donne che venivano recluse in questi istituti, quindi quasi ghettizzate ed abbandonate in qualche modo in quel ruolo, al quale attraverso la presenza e la fidata di Realmonte affiancheremo il tema della guerra per l'emancipazione femminile, presentando per esempio una figura di spicco qual è stata in questo campo, nel campo dell'imprenditoria, Luisa Spagnoli. Proseguiremo poi ospitando l'assessore regionale al lavoro, alle politiche sociali, alle pari opportunità, alla famiglia, l'onorevole Albano, che tanto si sta spendendo anche per le pari opportunità, per le donne, per i sussidi e le opportunità che vengono date alle donne e lo verrà a raccontare ovviamente ai nostri ragazzi. Continueremo ospitando la dottoressa Sajeva, direttore della Farm Cultural Park, che ci verrà a parlare del Prime Minister, cioè la scuola di formazione politica per le donne, perché anche quello è un ambito oltre il quale le donne devono andare ed è ancora la strada è abbastanza lunga da fare. Concluderemo questa rassegna con la presenza di Stefania Battistini, giornalista di punta del TG1, inviata di guerra, che appunto chiudendo il tema della guerra ci racconterà le tante storie di donne incontrate sia in Ucraina che adesso ovviamente nei territori palestinesi e nella striscia di Gaza, del come affrontano la guerra. Ovviamente sono storie di donne, spesso sono anche storie di bambini. Esther Rizzo, oggi per questa serie di appuntamenti in vista della festa dell'8 marzo. Oggi parleremo di una vicenda che ha interessato il nostro territorio durante la Prima Guerra Mondiale. Riguarda delle donne pacifiste che manifestarono contro la guerra per la pace nel 1916, nel 1917 e nel 1918 e per questo ardire furono condannate appunto a 30 giorni di carcere e 100 lire di multa. Ecco, quanto è importante iniziare questi incontri in vista dell'8 marzo con gli studenti? Penso che sia importantissimo recuperare la memoria storica delle donne, iniziare soprattutto nelle scuole, ed è per questo che io ringrazio la dirigente e il corpo docente che fa questo percorso di recupero e di un'altra narrazione della storia, tenendo conto dell'apporto che hanno dato le donne in tutti i territori e in tutti i contesti. Rosanna Florio dell'Archivio di Stato oggi dà il suo contributo a questa iniziativa, questi lunghi percorsi della settimana in vista dell'8 marzo. Come? Oggi c'è la presentazione del libro di Esther Rizzo, 30 giorni e 100 lire, un libro che nasce da una importante ricerca archivistica fatta dall'autrice negli anni passati. Il nostro contributo è sempre quello relativo alla valorizzazione del ruolo degli archivi, soprattutto nella loro dimensione etica e civile, ed è bello oggi poter condividere con i ragazzi queste esperienze e soprattutto queste riflessioni, perché il messaggio che vogliamo dare congiuntamente non è solo quello legato
legato alla dimensione femminile, al valore e al ruolo della donna nella storia, ma è soprattutto la testimonianza e le testimonianze che possono essere riscontrate negli archivi, quindi come momenti storici di fondamentale importanza.